regionale Pigozzi, che viene spesso a Chioggia, abbiamo già avuto altre volte spesso di registrare sui temi della sanità, e questa sera c'è stato un incontro qua in sede del Partito Democratico su questi temi, un incontro molto ampio. Una sintesi, è difficile fare una sintesi di questi problemi, ma quali sono i temi più alla vostra attenzione sul problema sanità del Veneto, della provincia e in particolare a Chioggia? Ma è chiaro che dopo questa riforma del sistema sanitario regionale con l'accentramento delle cosiddette USS provinciali, a 2 anni di distanza va fatto il punto della situazione e ci rendiamo conto che l'aver costituito Azienda Zero, che doveva rappresentare un risparmio per il sistema regionale, in realtà sta ponendo all'attenzione parecchi punti critici. Prima di tutto l'aspetto della deresponsabilizzazione dei direttori generali, che sono dei meri esecutori, diciamo, di indirizzi dati dall'alto e hanno pochissimo margine operativo, soprattutto dal punto di vista della collocazione organizzativa del personale, del miglioramento della qualità dei servizi. Poi l'altro aspetto che possiamo verificare è che con la carenza di medici c'è bisogno di assumere rapidamente personale, e anche in questo i direttori generali sono molto penalizzati perché devono aspettare le autorizzazioni di Azienda Zero, eccetera. Un altro tema che vogliamo sottolineare in questa fase è la progressiva sanitarizzazione dei servizi sociosanitari. Il modello dell'integrazione tra sociale e sanitario era una delle punte di eccellenza della nostra regione a livello nazionale. Purtroppo in questi anni abbiamo assistito e stiamo assistendo a una deriva che sposta, diciamo, il finanziamento dei servizi sull'aspetto prettamente sanitario e indebolisce, fa rimanere scoperto l'aspetto sociale, con gravi conseguenze sia per quanto riguarda la capacità di accesso ai servizi delle persone, ma anche per la gestione da parte dei comuni, che si trovano senza risorse e senza capacità operative per dare risposte. E quindi anche in questo noi stiamo insistendo perché venga ripristinato il finanziamento della non autosufficienza. In parte è già iniziato questo percorso quest'anno con la previsione di bilancio di 20 milioni in più a livello regionale per dare una prima risposta, però il percorso è ancora lungo e le disparità tra chi accede al servizio e chi non ce la fa purtroppo sono ancora molte e inaccettabili. Per la realtà di Chioggia noi vediamo che, essendo una realtà periferica, ha bisogno di essere strettamente collegata con le equip professionali specializzate, in modo tale che non siano i cittadini a spostarsi, ma siano le equip a venire qui e a fornire il servizio necessario al fabbisogno di salute del territorio. Questa è un'altra questione che stiamo insistendo a livello regionale perché possa esserci una modifica rispetto all'assetto organizzativo che finora abbiamo visto realizzare, che sta dando dei problemi.